24-25 gradi lungo la costa. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo. Babboleo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza col professor Marco Cassinis, esperto economista. Ben trovato, professore. Buongiorno agli ascoltatori. Eccoci qua, il microfono è quello giusto. Soldi, quanti soldi? Oh, parliamo di soldi. Beh, del resto lo facciamo tutte le settimane, insomma, per cui... E come lo facciamo oggi? Beh, con un ospite che abbiamo avuto, con una serie di passaggi su cui ci ha chiarito alcuni concetti, e l'ospite arriva da Banca Carige, perché abbiamo avuto Gianluca Guaitani, Chief Commercial Officer della banca, e quindi abbiamo una serie di passaggi che abbiamo approfondito con lui. Adesso vi accompagniamo un po' nel discorso. Abbiamo iniziato parlando di cosa sia successo all'assemblea del 20 settembre, giusto? Sì, è interessante vedere questi passaggi utili per gli azionisti, ma anche proprio per il territorio. Non esito a definire l'assemblea del 20 settembre un momento storico per Banca Carige, se posso anche forse per il territorio. Intanto è stata un'assemblea super partecipata, oltre 21.000 persone per testa, per presenza o per delega hanno partecipato a questo momento decisivo per la banca, decisivo perché è stata data una svolta alla banca e si è rilanciato un futuro, lasciatemi dire, decisamente positivo, perché c'è la possibilità di attuare, stiamo lavorando e stiamo attuando un piano che valorizzi le potenzialità della banca stessa. Questo perché, va detto, grazie alla decisione del 20 settembre, grazie al via libera che l'assemblea del 20 settembre ha dato, Carige sarà una delle banche più patrimonializzate ed uno degli istituti con meno rischio di credito in Europa. Intanto diciamo che l'intervista completa è sulla nostra pagina Facebook, così come sul profilo YouTube di Babboleo News. Proseguiamo su appunto sull'estratto di questa intervista. Sì, diciamo che comunque in questo caso lui ha fatto il punto su ciò che è emerso dall'assemblea, ha dato la traccia del percorso che ormai è statuito, cioè la banca è stata rimessa in ordine, c'è un sentiero netto, preciso, su cui tutti gli azionisti e i correntisti o le attività, le famiglie che vogliono lavorare con la banca sanno con tranquillità che la banca c'è e ci sarà, e questo è importante perché il tema del credito e del risparmio è fondamentale per un territorio. Quindi sapere che una banca del territorio c'è e ti accompagna è una cosa decisamente utile. L'intervento è stato poi gestito su base privatistica, quindi non pesa sulle tasse o sulle tasche degli italiani come altre vicende che anche qui abbiamo esaminato, vedi il caso Alitalia, altre situazioni. Vediamo adesso l'altro passaggio. L'idea è non voler fare tutto, perché evidentemente fare tutto bene è forse non possibile. Noi vogliamo fare alcune cose, quelle cose le vogliamo fare molto bene, quindi no al large corporate, no alle grandi multinazionali, sì al piccolo commercio, all'artigiano, alle famiglie, ai privati, ai giovani, agli anziani, a tutto quel tessuto che è tipico, peraltro lasciatemelo dire, della nostra regione. Il 26% per la precisione della quota sportelli in Liguria è Carige, quindi più di uno sportello su 4, e più di un finanziamento su 3 in Liguria è di filiali Carige, quindi oggettivamente ci siamo e vogliamo esserci ancora di più. Importantissimo appunto per il territorio. Decisamente sì, sostanzialmente dal punto di vista strategico la banca ha deciso di uscire da certi segmenti che sono quelli a maggior rischio e a minor margine, sfruttando totalmente, completamente le competenze interne in quanto a uomini presenti nelle filiali e al territorio Genova e Liguria, ma non solo, anche su base nazionale, dove rappresentativamente del tessuto italiano del mercato, quindi appunto l'artigiano, la piccola media impresa, le famiglie, dove la banca e il suo personale, la sua squadra di lavoro può giocarsi al meglio le carte, sia per fare banca e fare business, ma anche per stare vicino effettivamente ai clienti. Bisogna saperle ascoltare le banche, perché altrimenti si casca nei luoghi comuni, no? Che la libertà si vende, i ricchi sempre più ricchi, un esempio per molti, e non abbiamo diritti, ci misuriamo solamente in base
Ci misuriamo solamente in base ai conti, cantano l'articolo 31 in questo caso, professore. Sì, è una canzone di qualche anno fa, però era già preveggente, diciamo, nel senso, a parte il misurarsi con qualche cosa, ma il discorso dei conti, a maggior ragione se sempre più gonfi, è un tema molto attuale, perché abbiamo parlato già nelle scorse puntate delle politiche commerciali di Unicredit che avrebbe voluto penalizzare i conti gonfissimi, cioè quelli dal €1.000.000 in su, ribaltando le condizioni negative dei tassi di interessi che vengono pagati dalle banche presso i depositi BCE, o banche tipo Intesa che dicono noi non abbiamo intenzione di far pagare alcunché, ma semmai di dare servizi ai clienti per far rendere i loro soldi. Con Guaitani poi fuori onda è stato uno dei temi, cioè Carige che cosa vuol fare da questo punto di vista. Assolutamente diceva di non far pagare, anzi noi remuneriamo i conti correnti e non vogliamo perdere correntisti a favore di altre banche online o cosa, e anzi l'idea è semmai di fornire sempre più servizi, consulenza, quindi l'appello era rivolgersi alle filiali dove il personale può consigliare e supportare. E poi siamo finiti a parlare Nei fiumi di parole dell'argomento della settimana. I POS, e quindi i pagamenti elettronici da conti a conte, il passo è breve. Non ho subito nessun ricatto e non ho fatto nessun passo indietro, invece abbiamo fatto 2 passi avanti, nel senso che io l'ho sempre dichiarato, qui stiamo parlando di un piano di modernizzazione del paese, di riduzione della burocrazia, e stiamo cercando attraverso gli incentivi con all'utilizzo della moneta elettronica di avviare un percorso virtuoso con tutti i cittadini, che ci consentirà senz'altro di cooperare e anche di far emergere economia sommersa a beneficio di tutti. Un po' di uno spauracchio questo POS per i commercianti. Sentiamo la Presidente nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luise. Sarebbe stato assurdo invece tassare il prelievo del contante, insomma, meglio gli incentivi che le sanzioni. Associare poi la moneta elettronica alla lotta all'evasione non va bene, è un messaggio fuorviante. Negli ultimi 6 anni il volume dei pagamenti con carte di credito e di debito è cresciuto del 57%, arrivando a 33 miliardi di euro. Noi siamo il paese che in Europa ha il più alto numero di POS installati. E noi che avevamo qua Gianluca Guaitani di Carige abbiamo fatto più o meno la stessa domanda a lui, certo, appunto. Abbiamo chiesto qualcosa. Io vengo da una famiglia di commercianti, peraltro, quindi assolutamente comprendo e capisco benissimo. L'Italia è peculiare, difficile, bisogna capire e approfondire. L'utilizzo della moneta elettronica è ineludibile, quindi andiamo verso quella direzione e dobbiamo andarci tutti convinti. Dobbiamo sicuramente valutare bene i costi, l'appello è informatevi, verificate. Carige ha oggi per il piccolo commercio un'offerta che varrà fino a giugno del 2020, ma poi pensiamo anche di prorogarla, valuteremo, che ad esempio rende gratis l'utilizzo sui nostri POS del micropagamento, e quindi fino a 10 euro non ci sono commissioni. Quello è un aiuto che risponde alle esigenze, però in generale la moneta elettronica è non solo futuro ma il presente, quindi bisogna lavorare in quella direzione con facilità e informazione. Quindi bisogna sapere che presto si potrà comprare una striscia di focaccia o un panino con una carta contactless. Allora, no, i temi qui sono vari, nel senso conti, cioè in finanziaria ci sono notevoli spunti su questo tema. Un ambito è quello della lotta all'evasione, in maniera più o meno corretta. Anch'io insomma non so se sono i vincoli che frenano certe situazioni. Un altro è il tema di un mondo che si evolve. Le carte fanno parte di questa evoluzione. Ci sono paesi, faccio l'esempio, la Cina, in termini assoluti, dove non esiste quasi il contante, cioè la gente, io la vedo tutti con le carte per qualsiasi tipo di pagamento, tutti smartphone e card. Culture diverse. Anche a livello europeo, in tantissimi, eccetera. Quindi vedremo un attimo. L'importante è sapere che se hai una
un'attività commerciale, i micropagamenti ti vengono sostenuti in questo senso. Certo, è Ho assistito fondamentale. l'altro giorno da un panettiere, una signora che aveva comprato insomma una spesa importante perché erano quasi 80 euro. Bel rinfresco, Sì, bel rinfresco. per la pensione, quindi beata non lei male. per la pensione soprattutto. Tanto per cominciare. E ha chiesto per la carta, hanno detto no, non ce l'abbiamo, ha detto va bene, pago in contanti, non è un problema. Però- Ma la motivazione è, ma per lei l'avremmo anche potuto fare, che non la prendiamo perché sennò i ragazzini anche per La famosa striscia di sì, focaccia. ecco, e invece insomma Guaitani ci fa presente che la banca invece può assistere in questo caso. Fondamentale. Un minuto di informazioni dalla Liguria, poi torniamo a parlare di economia e di società e di finanza. Arredare casa è una sfida. Ogni giorno migliaia di persone sono alla ricerca di qualità e prezzi. Il mercato ci chiede di più, ma abbiamo i migliori prodotti, arredatori esperti e seguiamo il cliente per 10 anni. Serve un'idea. Da oggi nuovi accordi con i produttori. La soluzione è dare un contributo in più dal produttore direttamente al cliente. Quindi più qualità, più sconto, più contributo. A conti fatti, conviene Asta. E il contributo lo diamo solo noi. Il contributo. Da oggi nei punti vendita Asta del Mobile. Il mondo capovolto viaggi? Allora ti sposi! Esiste un solo mondo a Genova dove la lista nozze è unica e personalizzata. È il mondo capovolto viaggi, un mondo di professionalità e consulenza per Australia, Stati Uniti, Polinesia e altri paradisi lontani. Ti aspettiamo anche il sabato mattina in via Corsica 9 Rosso e in via Pisa 30 Rosso. Il mondo capovolto viaggi, gli specialisti dei viaggi di nozze. Hai un'emergenza? Un tubo rotto? Una fuga di gas? Uno scarico intasato? Hydro-Blu interviene 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a Genova e risolve immediatamente la tua emergenza. Hydroblu.it 010 8376 490. Chiama Hydro-Blu e non ci pensi più. Ehi Paola, dove corri? Vado da Orserie. Perché? È iniziata una vendita straordinaria di tendaggi e tessuti d'arredo. Pensa, sui prezzi scontati outlet c'è un ulteriore sconto dal 30% al 50%. Allora è un'occasione imperdibile. Sì, affrettati perché vale solo questo mese. Orserie è a Genova, in via Galata 96 Rosso e in piazza Palermo 60 Rosso. Festival della Scienza, fino al 4 novembre. 12 giorni di mostre, laboratori, conferenze, spettacoli ed eventi, adatti a tutte le età e livello di conoscenza. Acquista i biglietti e scopri il programma su festivalscienza.it. Babboleo News, cosa succede in Liguria? Maltempo in Liguria in allerta arancione. Diversi comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole oggi, tra questi Savona e La Spezia, scuole regolarmente aperte invece in tutto il comune di Genova. Fin qui non ci sono state criticità particolari. Nel Genovesato la situazione è più problematica a San Carlo di Cese, dove insiste una frana in via Carpenara, come sottolineato dal consigliere delegato alla protezione civile del comune di Genova, Sergio Gambino. Rimane alta la tensione tra Liguria e Alessandrino, dalla Vallemme sino al Tortonese, protezione civile che segnala in totale 16 persone sfollate ad Arquata Scrivia, infrazione rigoroso, 43 persone a Gavi, 4 a Mornese, 4 a Parò di Ligure, 52 a Castelletto d'Orba, 2 persone a Carrosio, altrettante a Novi Ligure. Sul fronte delle ferrovie ancora disagi per l'alluvione che 2 giorni fa ha colpito Vallestura e Basso Piemonte, diverse le cancellazioni e le limitazioni. Piaggio Aerospace ha siglato a Las Vegas un accordo con Sheikh Khalifa Al Saif, presidente della saudita Al Saif Aviation, per l'acquisto di almeno 10 velivoli P-180 Avanti Evo, primo dei quali verrà consegnato nella seconda metà del 2020. Con la firma di ulteriori contratti nelle prossime settimane, ha detto il commissario straordinario Vincenzo Nicastro, dovremmo essere in grado di riportare Piaggio Aerospace alla piena operatività. Babboleo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza e con Marco Cassinis, esperto economista, e con i nostri fiumi di parole che riguardano un po' la manovra. Ormai è una litania che ci portiamo dietro dallo scorso anno, appunto. Si finisce di parlare di una manovra per ricominciare immediatamente subito dopo a parlare dell'altra. Sì, infatti la nostra manovra dura sostanzialmente 12 mesi, da un anno all'altro. Sì. Quando se ne chiude una è perché sta cominciando l'altra. Abbiamo magari una sosta per l'estate, ma se ci sono le crisi di governo poi saltano. Esatto, facciamo fiumi di parole anche lì alla fine. Sì, decisamente sì. E quindi?
Allora, da un lato la parte di governo, mettiamola così, i contraenti del governo dicono che va tutto benissimo, gran manovra, grande concordia, sentiamo una serie di passaggi e poi magari li argomentiamo. Cominciamo con Conte. Ma per quanto riguarda invece il confronto parlamentare, lei diceva mi chiedeva, mi sollecitava a esprimermi se temo dei conflitti, che si possano scatenare conflitti. Direi di no, il confronto di ieri anzi è servito a raccogliere meglio le sensibilità e le istanze delle forze politiche. Di Maio. Posso dirvi, clima ottimo al tavolo ieri, abbiamo ottenuto i risultati che volevamo ottenere, quindi andiamo avanti. Da domani, anzi da oggi pomeriggio, io sono in Umbria fino a venerdì, poi se serve tornerò a Roma come ho sempre fatto per vertici e incontri istituzionali, ma da oggi pomeriggio fino a venerdì abbiamo una grande sfida in Umbria da raccontare ai cittadini umbri. E Del Rio. Con questa manovra vogliamo far ripartire l'Italia. Abbiamo abbassato le tasse alle famiglie bloccando l'aumento dell'IVA, abbiamo messo più soldi in tasca ai lavoratori tagliando il cuneo fiscale e sono partiti nuovi investimenti per le politiche verdi, nuovi sostegni all'industria per creare più posti di lavoro. Con questa manovra facciamo bene all'Italia. Ecco, poi su tutti questi punti bisogna capire il peso di ciascuna cosa. Allora, a parte che mi consentirei di dire, oltre ai fiumi di parole, noi abbiamo anche i fiumi di elezioni, perché già, abbiamo una campagna elettorale continua, sia per esigenze interne di tutti i gruppi politici, ma anche perché abbiamo elezioni in continuazione. Cioè abbiamo chiuso la tornata gennaio-giugno 2019 con, se non erro, 6 elezioni a livello regionale. Adesso non sono sicuro dei numeri, ma più o meno mi parevano queste. Poi riprendiamo adesso, abbiamo rischiato nel frattempo di avere un'elezione politica, eccetera, quindi insomma anche questo continua. Quindi siamo costantemente in campagna elettorale. Costantemente in DEF finanziaria e costantemente in campagna elettorale. Questo non è certamente il meglio per governare, perché più che dedicarti a governare e a far quadrare i conti in un senso e in un altro, cioè in un senso di tenerli a posto e di guardare lo sviluppo, ci preoccupiamo di continuare a parlare, di avere visibilità, eccetera. Quindi non è un granché. La Gran Concordia non la vedo, perché insomma si stanno facendo le barricate per tenere in piedi quello che c'è oggi. Forse i tecnici, come al solito, anche seppur politici, si preoccupano di far quadrare i conti, perché con quello che abbiamo fatto, le poche risorse, abbiamo sterilizzato l'aumento dell'IVA, c'era poco a disposizione per mettere in mano al cuneo fiscale, a qualche cosa, ma è arrivata la letterina, nel senso che qualche cosa ce l'hanno detto. Nous sommes dans un processus de dialogue positif avec le gouvernement italien, le rôle de la Commissione. C'est toujours positif, cioè si parte sempre con dei presupposti di un grande dialogo positivo, costruttivo, ma poi questo è Moscovici intanto. Ecco, innanzitutto è Moscovici, perché come vi abbiamo detto la volta scorsa c'è una gestione pro tempore, nel senso non è ancora entrata la nuova commissione, proprio perché ci sono delle cosette da risolvere anche a livello europeo. Diciamo che il tono è positivo propositivo, nel senso sì, diamo un'occhiata certamente con gli amici italiani, abbiamo qualche quesito di approfondimento e quindi si vedrà un attimo cosa viene fuori. Non è in negativo come lo scorso anno, anche perché non c'è tensione sul tavolo italiano ed europeo e quindi c'è la possibilità di approfondire e di dialogare. Ovviamente mentre la parte di governo aveva tutti pro, le opposizioni dicono un qualche cosa, e sono due punti interessanti. Questo è quello dell'europarlamentare di Fidanza di Fratelli d'Italia. Esatto. Beh, intanto noi auspichiamo che le regole spesso sbagliate che l'Europa chiede di applicare valgano per tutti e che non ci sia una differente interpretazione di queste norme a seconda della simpatia che si ha nei confronti di un governo piuttosto che dell'altro. C'è sicuramente stato un endorsement fortissimo da parte delle elite europeiste nei confronti del governo Conte bis, e se le regole ci sono devono essere rispettate da tutti. Dopodiché il tema vero è la manovra. La manovra contiene una miriade di tasse e balzelli di ogni genere, aspettiamo di vedere la versione definitiva, dopodiché siamo pronti a una battaglia forte per difendere l'Italia che produce, che è quella che viene penalizzata da questa manovra.
Figli e figliastri? Beh, effettivamente da un lato quello che dice Carlo Fidanza potrebbe essere corretto, nel senso che il clima e le amicizie e le simpatie contano, per questo io ho sempre ritenuto... Anche la dialettica forse. Certo, infatti ho sempre ritenuto più opportuno usare la dialettica, è inutile sbattere i pugni sul tavolo, tirare la scarpa e fare questioni di questo tipo che servono poco a dialogare, anzi indispettiscono. È chiaro che figli e figliastri in questo caso ci potrebbe stare. Insomma, vediamo il seguito. Guardi, sulla manovra c'è tantissima confusione, cambia tutto ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, perché i galli che cantano in questo pollaio sono molti e sono tutti molto attenti a se stessi, e quindi vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane. Noi possiamo portare le nostre proposte in aula, e quello che faremo per cercare di dare una mano all'economia reale italiana contro gente che di fatto sta lì a cercare il misurino tra proposte diametralmente opposte, con una Unione Europea che sia stata costretta lei a mandare una lettera a questo governo, atteso che adora questo governo, vuol dire che la manovra fa proprio schifo. Ecco, Giorgia Meloni ha ribadito il concetto di fidanza con parole direi anche efficaci, chiare e nette. Ovviamente potrebbe anche aver ragione, certamente nella chiave del dialogo l'approccio non è quello più corretto. Ecco, semmai, dato che tutti siamo in Italia e italiani, io credo che a livello europeo avere un po' più spirito di Stato sarebbe utile. Inutile che per le opposizioni interne ci si vada a far del male in Europa, perché poi tutti gli italiani ci vanno a perdere. Ma poi ci sono i sondaggi, bisogna non perdere i voti. È chiaro, però poi lo spread se sale, per ora noi stiamo risparmiando un sacco di soldi, cioè ci siamo già fatti magari un quinto della manovra con il risparmio sullo spread. Ecco, quindi teniamo presente anche queste cose. Quello che invece è l'approccio sensato è quello che ci sarà nell'intervento che sentiremo adesso dell'ex ministro Treu. Ma il CNEL si è già espresso con un'audizione in Parlamento e ha riconosciuto l'importanza di alcuni punti di questa manovra, a cominciare dalla riduzione delle tasse sul lavoro, che sia pure in misura ridotta, però avvia un percorso importante. Questo farà bene all'economia e alla crescita. Abbiamo anche riconosciuto la necessità di una sterilizzazione dell'IVA, anche se questa purtroppo ha assorbito tante risorse, quindi ne ha lasciate poche per sostenere gli investimenti e la crescita. E ora noi faremo un'altra riflessione quando avremo i testi più definiti, incoraggiando però a avere una visione un po' più ampia, cioè sostenere di più la crescita, dare risorse e importanza alla formazione, che è sempre più l'alimento del futuro, migliorare il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, che sono decisive anche per il successo delle altre riforme. Ma perché con pacatezza si riesce a spiegare le cose a tra modo? l'altro concetti banali, direi, nel senso migliore del termine, cioè una pubblica amministrazione che funziona è importante. Qui siamo che ancora oggi non ci sono gli inserimenti degli insegnanti, presidi, non ci sono orari definitivi, graduatorie, gente che è stata precaria per 20-30 anni, gente che magari non dovrebbe insegnare, che è nelle graduatorie, insomma tutte cose di questo tipo. Gli investimenti sui giovani, sulla formazione, parleremo prossima settimana degli alfieri del lavoro. Oltre ai cavalieri del lavoro ci sono i giovani, esempi veramente belli, piacevoli, interessanti. Abbiamo anche una genovese, cioè ma i giovani dove vanno? Se ne devono andare all'estero per forza, perché poi i nostri rappresentanti cosa fanno? Come abbiamo detto, tirano di qua, tirano di là, schiacciano con le scarpe. Vediamo ecco esagerano, un esempio. a volte esagerano. Concludendo, sempre più in alto. Pazzesco, inaccettabile. Voi pensate, alla scorsa plenaria, qui a Strasburgo, le autorità turche dispensavano cioccolato turco per chiedere al Parlamento europeo di riprendere la negoziazione, l'ingresso della Turchia in Europa. Ecco, e qua poi va spiegato che ha tirato la scatola di questo cioccolatini. Angelo Ciocca della Lega che prosegue il suo discorso tirando cioccolatini. Sì, aveva in mano questa scatola di cioccolatini turchi, l'ha tirata sostanzialmente, è andata un po' sopra le righe, e però più che questo, che uno lo passerebbe anche sotto
silenzio, e la reazione del vicepresidente, la McGuinness, che presiedeva la seduta al Parlamento europeo, cosa dice? Spiega, Ma certo. questo è un Parlamento in cui si discute, non si buttano oggetti in giro, noi non siamo non violenti, veramente questo è un atteggiamento inaccettabile in questo Parlamento. Fra l'altro devo dire, colleghi, atti di questo genere sono troppo comuni. Questo è un Parlamento dove discutiamo, non è necessario gridare, gettare degli oggetti in giro. Spero che sarete d'accordo con me. Io veramente sono sconvolto da quello che lei ha appena fatto. La civiltà questa sconosciuta. Sì, la traduttrice credo abbia dato anche edulcorato, sì. Sì, ma abbia dato la chiave di tono di voce corretta. Secondo me sono figuracce, ma come questa, magari mediamente gli italiani si comportano in questo modo in tante situazioni. Abbiamo dimenticato il rispetto di certe figure, ruoli, eccetera. Alla fine è un giovane italiano che ci dice un qualche cosa su come ci si comporta. Sì, io comunque cantare qui questa sera al Parlamento Europeo per me, a parte che è un grande risultato, perché mai mi sarei immaginato appunto di essere appunto rappresentante sia appunto di ragazzi giovani come me che si impegnano, no, appunto per far sì che la musica, come nel mio caso, diventi appunto un lavoro, un mestiere. Giovane italiano, le direi giovane nuovo italiano. Sì, perché qui qualcheduno aveva già Salvini detto qualche cosa, Mahmood che ha vinto il Festival di Sanremo, sì, che ecco, ha lui cantato al Parlamento Europeo. Ecco, per essere un ragazzo mi sembra molto più rispettoso, aveva il piacere, l'onore di cantare al Parlamento Europeo, di raggiungere risultati che non si sarebbe mai aspettato. Questa è la generazione di italiani forse che vorremmo. Affidiamoci a loro, economia, società e finanza, ogni settimana su Babboleo News. Cosa succede in Liguria, con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis, che saluto e al quale do appuntamento settimana prossima. A presto, grazie. Aggiungi a calendario apertura cantiere 29 ottobre. Ok, annullata apertura cantiere 29 ottobre. Come annullata? Ho detto aggiungi. Ok, annullati tutti gli appuntamenti di ottobre. Non prendere impegni. Fino al 31 ottobre ci sono i Peugeot Eco Days. Approfitta delle offerte imperdibili sui veicoli commerciali Peugeot. Per tutti, con qualunque usato. Fino a 13.000 euro di eco bonus e super ammortamento al 130%. Scegli la gamma vincente con Partner. International Van of the Year 2019. Peugeot. Siamo nella testa di un professionista. A destra il calcolo degli interessi. Se faccio la radice cubica del differenziale. A sinistra Avevo 3 in matematica. Con noi di Volkswagen Veicoli Commerciali è semplice fare i calcoli. Fino al 30 novembre tutta la gamma è tua con finanziamento a TAN 0% fisso. Esempio, Caddy 2000 TDI 75 cavalli, TAIG 2 31% in 48 rate da 199 euro più anticipo, salvo approvazione Volkswagen Financial Services. Info su volkswagenveicolicommerciali.it. Olio! Prezzo ribassato. Pasta! Prezzo ribassato. Latte! Prezzo ribassato. Vi abbiamo ascoltato. Nei punti vendita Carrefour e online fino a 5.000 prodotti a prezzo ribassato. Carrefour, tutti meritiamo il meglio. Solo da €1